Fabrizio Dabè, ti abbiamo preso proprio al volo qua in via Sì, Triestina, no? sono dovuto tornare a casa. Ecco, allora due parole sul fatto che qui in via Triestina appena c'è un'acquazzone, parlo di un'acquazzone, subito alcuni quartieri vanno sott'acqua, cioè va tutto in pressione. Ecco, cosa ci puoi dire a tale proposito? Perché prima dei lavori del tram non succedeva questo. Su questa zona no, sono 30 anni che andiamo sotto, però sono 4-5 anni che diciamo, comunque da quando c'è stato il tram, anziché aiutare e anziché aver fatto i lavori, va bene, effettivamente bene per quanto riguarda le fognature, sono spariti tutti i tombini. Io parlo di Favaro e parlo del tratto A, che siamo qui in via Triestina, che do il voto 4,5. Poi c'è il tratto B, che è dalla piazza verso l'Arlecchino, va bene, ex Arlecchino, via Marmolada, il tratto B do un 3 al 4, e poi in ultimo il tratto C, che è da via Marmolada all'ex incrocio di Favaro, va bene, che lì proprio i tombini non esistono. Io mi domando se c'è qualcuno, lascio stare quelli che hanno fatto il lavoro del tram, ma dico in municipalità c'è qualcuno, in comune c'è qualcuno che è responsabile, l'assistente contrario c'è, esiste. Io voglio capire se qui in effetti mancano i tombini perché si sono distratti un attimo o i soldi sono andati un'altra parte. Ecco, due sono le cose, perché a questo punto non è possibile che dopo 30 anni che andiamo sotto, anziché migliorare con il tram e far sì che l'aspetto idraulico fosse stato rispettato, è stato, va bene, penalizzato. Quando c'è un acquazzone intanto non si può andare per la strada, perché se sei sul marciapiede viene completamente allagato dalle macchine che passano, perché la pedana non Sì, solo è successo quella... anche a me. Ma succede oramai. Allora io mi domando se c'è qualche responsabile tecnico da parte del comune e che venga a verificare se effettivamente i lavori che sono stati fatti, parlo dei tombini, parlo delle caditoie, va bene, che non esistono più. Prima dei lavori del tram ogni 11 metri c'era una caditoia e bene o male, almeno questa strada via San Donà e via Triestina era praticamente in sicurezza. Adesso non si può neanche più passare a piedi sul marciapiede con l'ombrello, perché devi metterlo a livello di gambe per non essere allagato dalle macchine effettivamente, anche se corrono a 30 all'ora. Ecco, e oggi vedremo, faremo il conto di come mai 25 minuti di acquazzone portano a degli allagamenti. Vuol dire, ripeto, non è un problema di consorzio, va bene, delle acque, ma è un problema di fognatura, è un problema di dare sempre, comunque, abitabilità, comunque cementificazione, senza tener conto che l'aspetto idrico, le fogne, i tombini sono quelli del 65, 1965. Ecco, io vorrei far vedere un attimo se riusciamo con un'operazione rapida, ci giriamo a 180 gradi, ecco, abbiamo via Triestina qui davanti, Sì. sulla sinistra praticamente, adesso io provo a zoomare Sì. per vedere i quartieri che normalmente vanno sott'acqua. Ecco là, sono gli ultimi, hanno Sono gli 15 ultimi, anni, 20 anni. alla curva, vediamo se Ma- riusciamo a zoomare un attimo. Ma in realtà quello Ecco, che non più è in là stato... ancora ci siamo ancora indietro. Ma sì. Ecco, comunque i quartieri a sinistra di via Triestina, a sinistra qua, come c'è un'acquazzone vanno subito sott'acqua. Certo, è una delle ultime, diciamo, cementificazioni, chiamiamole così, perché se si tenesse conto dell'aspetto idraulico, io dico, potrebbe essere anche sopportabile. Cosa? Qualcuno vuole costruire, ma lo faccia comunque, visto che ci sono gli oneri devono essere messi, va bene, per fare i lavori effettivi, cioè approfittare di questi oneri per mettere in sicurezza quello che è stato fatto nel 1965. Non puoi continuare a costruire, a dare consensi, va bene, e allacciarti a una fogna che non esiste. Il problema in comune è del comune, è delle amministrazioni a 360 gradi, non sto parlando di sinistra e di destra, sto parlando di tutti. In comune non sanno che quando si fa un'urbanizzazione gli oneri devi impiegarli per mettere a posto anche le altre cose, e invece no. Allora ci fermiamo qui, un'informazione ancora, si è allagata anche parte di via delle Munighe sul solito punto critico, poi per fortuna l'acqua non è entrata, diciamo, ecco, fortunatamente, perché va sempre in pressione là. Allora, do un concetto che comunque spero che anche i cittadini capiranno.
Noi, se piove 15 giorni con una pioggia moderata, non andremo mai sotto. Mentre l'acquazzone da un quarto d'ora è quello che ci mette in crisi. Quello cosa dà? Quello è la cartina di tornasole, che le fogne non esistono a Mestre, non esistono le fogne e il problema deve essere risolto da chi? Dal comune, prima di dare le concessioni. Altro che l'invarianza è tutta una storia per continuare a costruire senza fare né strade ma soprattutto fognature. E voglio dire, inutile che la gente spenda soldi per portarsi l'invarianza a casa sua, che poi non avrà altro che il garage riempito d'acqua anche lui. Allora, in conclusione Fabrizio, le prospettive, cioè, come comitato, cosa pensate di fare in futuro? Cosa vuoi che faccia? Cosa vuoi che facciamo? Se non cambia la testa di chi ci amministra, che non capisce che effettivamente non può più tener conto che non ci sono le fognature, ecco, non potremo mai farcela. Un temporale da un quarto d'ora che nessuno ha annunciato, che l'ARPA non ha mandato neanche il segnale, ci manderà sotto. Questo qua va bene, sono 20 anni che lo diciamo. Se non fai le fognature, esistevano anche, va bene, 2000 anni fa, a Roma va bene, ma neanche, non solo a Roma, anche a Pompei esistevano le fognature e non andavano sotto acqua. Noi siamo messi peggio che 2500 anni fa. Grazie Fabrizio Zabeo, a presto. Grazie a voi.